Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Granillo si incrociano ambizioni differenti ma con identici obiettivi: fare punti. Regina Ascoli, 41esima giornata della Serie B-Win, vale molto a 180 minuti dalla fine della stagione regolare. Azzori senza lo squalificato Adegio sceglie dall'inizio Lamerone e Tanti. Castori privo di Gazzola e Romeo sistema Marino al fianco di Faisca al centro della difesa, mandando Micolucci in panchina. Arbitra il signor Doveri di Roma. La Regina cerca la vittoria che darebbe l'aritmetica certezza del quinto posto, ma è l'Ascoli a metterci l'impegno maggiore. Al sesto arriva la prima conclusione della sfida con Moretti, destro debole e centrale. Al 18esimo è ancora di colore bianconero l'azione più pericolosa, iniziativa personale di Giorgi che rientra sul destro ma calcia schiacciando troppo la sfera. L'Ascoli insiste e sa che non può regalare nulla. Al 20esimo la squadra di Castori batte ancora la via della conclusione della distanza, tocca Calderoni che dopo aver saltato 2 uomini calcia sul fondo. La Regina lascia fare, forse troppo, ai marchigiani che con Fekşesin al 32esimo chiude nel peggiore dei modi una buona manovra. Finisce 0-0 la prima frazione tra Regina e Ascoli senza emozioni e con i calabresi poco presenti. Eppure la Regina arriva da uno score positivo fatto di 5 gare consecutive utili con 3 vittorie e 2 pareggi. Dopo 50 secondi ecco la prima prova dell'esistenza Regina, disceso di Campagnacci, cross arretrato per Tedesco che prima si fa respingere la conclusione, poi prova con una rovesciata che non trova lo specchio della porta. La Regina è sbilanciata perché cerca di passare subito in vantaggio e l'Ascoli è pronto a pungere. Così al minuto 50, al quinto della ripresa, c'è una discesa di Giorgi che si porta a spasso 3 difensori calabresi, pesca Fekşesin nel cuore dell'area, sponda per Lupoli e conclusione sciagurata, palla regalata ai tifosi. I risultati degli altri campi invitano le squadre a fare di più, ma bisogna aspettare altri 16 minuti per la reazione di chi gioca al Granillo. Rizzo con il destro sfiora il palo alla destra di Guarna. Le fiammate regine portano ancora la firma di Rizzo che al 72esimo prova ancora dalla distanza a scalfire questo 0-0. Il suo destro, questa volta scivolando, non cambia traiettoria e non spaventa Guarna. Il destino cambia in pochi minuti grazie ai gol degli altri campi, così Regina e Ascoli abbassano la soglia del pericolo. All'81esimo Mendicino, appena entrato, partorisce un tiro cross che Cristiano corregge con la punta senza però preoccupare Buggioni. Rivediamo ancora l'azione non pericolosa. Nel finale vince il timore di perdere per strada anche un solo punticino. Ecco allora giustificate le scelte di Tedesco che opta per soluzioni da casa sua. La prima all'86esimo con Guarna che accartocciato raccoglie la sfera, l'altra all'88esimo. Finale simile. Azzori non sembra particolarmente soddisfatto di queste conclusioni, però al triplice fischio può sorridere perché questo 0-0 consegna aritmeticamente alla Regina il biglietto per i playoff. Il punto alla fine è positivo anche per l'Ascoli che all'ultima giornata ospiterà la Triestina, già retrocessa partendo da una posizione decisamente favorevole di classifica.